Buongiorno a tutti, cominciamo con l'appello, grazie. Buongiorno a tutti, cominciamo con l'appello. Sarto Marco, presente. Montisano Vera, presente. Perissinotto Nicola, Zia Paolo, presente. Canta Elisa, Di Vece Daniela, sì. Trevisan Elisa, presente. Bravin Rachele, Finotto Alberto Fabio, Guglielmini Pierino, Battistutta Diego, Damassia Evaristo, assente giustificato. Marchesan Rocco, Buoso Arianna, assente giustificato. Boatto Giuseppe, Miollo Carlo, Baso Lino Antonio. Assessori esterni: Antelmo Luca, Berardo Giampietro, Doretto Catiuscia, Monerotto Mattia. Vengono nominati scrutatori i consiglieri Marchesan, Miollo e Canta. Cominciamo con il numero 1 all'ordine del giorno, piano d'azione congiunto per l'energia sostenibile e il clima della Venezia Orientale Resiliente, secondo monitoraggio. Presa d'atto dello stato di avanzamento e approvazione delle nuove azioni. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Preso atto che la società De Matera SRL, società Benefit, ha provveduto a trasmettere i documenti riguardanti il secondo monitoraggio di seguito richiamati. Report secondo monitoraggio PAESC, allegato piano delle azioni, documento di sintesi. Rilevato che tali elaborati, assunti ai protocolli comunali del Comune di Sastino di Livenza numero 4176 del 2026 e numero 5676 del 2026, sono stati presentati ai Comuni e approvati dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale nella seduta dell'11/3/26. Scusate, non sono ben regato. Scusa. Inviati in comuni aderenti in data 27/3/26 a fine dell'approvazione. Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'aggiornamento del piano congiunto per l'energia e l'ambiente e il clima Venezia Orientale Resiliente, secondo monitoraggio. Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale numero 60 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 26-28. La deliberazione del Consiglio Comunale numero 61 del 23/12/25, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028, relative legate ai sensi di legge. La deliberazione di Giunta Comunale numero 379 del 21/12/25 di approvazione del piano esecutivo di gestione. Visto l'articolo 42,2 lettera C del decreto legislativo 267/2000 è ritenuta la propria competenza, visto il parere favorevole reso ai sensi dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267 del 2000 in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzione e la dichiarazione di non necessità del parere di regolabilità contabile del responsabile dei servizi finanziari. Per cui si chiede di deliberare in merito. Punto 1. Di prendere atto che i documenti di aggiornamento del PAESC relativi al secondo monitoraggio del piano redatti dalla ditta De Matera SRL Società Benefit di seguito richiamato. Report secondo monitoraggio PAESC. Allegato piano delle azioni. Documento di sintesi. 2. Di approvare per le finalità di cui in premesse i seguenti elaborati. Report secondo monitoraggio PAESC congiunto assunto al protocollo 1142/6 del 27/3/26. Allegato alle piani delle azioni assunto al protocollo numero 11426 del 27/3/2026. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio comunale e che eventuali necessità saranno oggetto di provvedimenti successivi. Di incaricare i responsabili del settore di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Sastino di Livenza e alla ditta incaricata del monitoraggio del PAESC per l'inserimento nel sito internet del Covenant of Measure dei dati richiesti fornendo apposita comunicazione. 5. Di disporre la documentazione degli elaborati e degli aggiornamenti del PAESC secondo monitoraggio sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione dedicata al PAESC. Grazie. Se ci sono richieste di intervento o chiarimenti su questo punto, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto.
Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente e buongiorno a tutti. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Buongiorno, voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Passiamo al punto 2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, relazione all'assessore Montisano. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Con questa variazione si procede all'applicazione di euro 30.000 di avanzo libero alle spese in conto capitale, destinando euro 10.000 al settore servizi alla persona per l'acquisto di dotazioni per le sale riunioni ed euro 20.000 al settore finanze, affari generali per l'acquisto di arredi per gli uffici comunali. Passando alla parte corrente, per il settore tecnico si procede alla rimodulazione del contributo statale relativo al progetto Summa Italia-Croazia, mediante la riallocazione di parte del budget 2025 sull'annualità 2026 per euro 12.500. Vengono inoltre stanziati nei capitoli di spesa euro 15.000 per incarichi professionali e recepiti in entrata euro 10.950 per diritti di istruttoria per pratiche relative alle concessioni demaniali. Per il settore politiche territoriali e sviluppo economico si destinano euro 8.924 per la quota annuale da versare al Consiglio di Bacino. Infine, per il settore finanze, affari generali, si procede a destinare euro 12.014,10 per la liquidazione degli arretrati da rinnovi contrattuali ed euro 34.150 per incentivi tecnici. Per questa variazione, oltre alla compensazione tra capitoli di spesa e ai giroconti, è stato applicato avanzo accantonato per euro 5.370,49 e avanzo vincolato per euro 15.067,61. Grazie. Se ci sono interventi o richieste di chiarimento su questo punto, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Buongiorno, grazie Presidente, voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Sì, voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al punto 3. Attività di vigilanza e controllo sull'azienda speciale Don Moschetta. Approvazione bilancio di esercizio 2025 in relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Lo Statuto dell'azienda speciale Don Moschetta disciplina agli articoli 42 e seguenti le modalità di svolgimento della vigilanza, del controllo e della verifica sull'attività dell'azienda stessa da parte dell'amministrazione comunale. Dati i documenti acquisiti agli atti, risulta che il bilancio dell'azienda speciale Don Moschetta ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile pari ad euro 10.323, che risulta essere così suddiviso tra le diverse attività. Casa di riposo, risultato negativo 782.237. SAD, risultato negativo 53.874. Campeggio, risultato positivo 780.580. Mercato ittico, risultato positivo 2.397. Gestione del verde, risultato positivo 58.009. Parcheggi, risultato positivo 18.765. Servizio mensa, risultato negativo 13.317. Come riportato in nota integrativa, si segnala la rilevazione di un errore del bilancio 2024 nella contabilizzazione dei costi del personale dipendente. Più precisamente, per l'anno 2024 non è stato rilevato tra i costi del personale un premio di produttività pari ad euro 70.700, liquidato e pagato nel corso dell'esercizio 2025. In ossequio a quanto previsto dall'OIC 29, si è proceduto alla rilevazione dell'errore mediante rettifica del patrimonio netto iniziale al fine di non inquinare il risultato dell'esercizio 2025 con l'imputazione di componenti negativi relativi ad annualità precedenti. L'azienda speciale ha quindi provveduto a rideterminare il saldo iniziale del 2025, rilevando e quindi esponendo alla voce perdite portate a nuovo del patrimonio netto l'importo di euro 70.700. L'avvio del centro diurno e l'oculata gestione
hanno permesso di contenere l'impatto negativo della riduzione delle impegnative relative alla residenzialità per l'anno 2025, anche se tutto ciò non ha impedito un risultato negativo a fine anno per l'RSA, che con 76 posti accreditati risulta strutturalmente in deficit. Per quanto riguarda il SAD, il risultato negativo è conseguenza della contabilizzazione di costi sostenuti nel 2025 per il progetto PNRR che si concluderà nel 2026, anno in cui sarà possibile ottenere i relativi contributi a copertura dei costi sostenuti. Per il servizio mensa il risultato negativo è influenzato dall'incremento dei costi delle materie prime e della manodopera diretta. Con la presente delibera si propone di approvare il bilancio dell'azienda speciale Domoschetta e di stabilire la copertura della perdita portata a nuovo, pari ad euro 70.700, con l'utile d'esercizio 2025 per euro 10.323 e con la quota non vincolata della riserva di rivalutazione ex articolo 110 del DL 104 del 2020 per euro 60.377. Grazie. Se ci sono richieste di intervento o chiarimenti su questo punto, prego, capogruppo Miollo. Grazie, buonasera. Ma solo per, sì, buongiorno. Solo per approfittare, insomma, di chiedere al sindaco se ci può dire com'è lo stato dell'arte rispetto a questa necessità che sempre quando parliamo dell'azienda speciale emerge, ovvero del fatto che, insomma, siamo tutti concordi, l'abbiamo più volte ribadito in questo Consiglio Comunale, che vi sia la necessità di trovare una nuova soluzione per quanto riguarda la casa di riposo. No? Volevamo chiedere, siccome è chiaramente la voce di bilancio che più penalizzante e le ragioni le conosciamo, ne abbiamo argomentato più volte. Volevo approfittare e chiedere al sindaco se ci può dire se ci sono degli avanzamenti oppure a che punto siamo rispetto all'individuazione di un nuovo luogo e anche rispetto al fatto di riuscire a sciogliere un po' questo nodo. Grazie. Prego la parola al sindaco. Mi scusi. C'era qualcun altro che voleva chiedere? Prego, prego. Ah sì, funziona. Ma rispetto voglio dire a quanto avevamo detto, perché io poi mi sono riletto il verbale, no, dell'ultimo Consiglio Comunale in cui avevamo approvato il bilancio, il rendiconto della casa di riposo, contestualmente tra l'altro avevamo approvato anche il bilancio di previsione che invece in questo contesto non c'è. Noi oggi approviamo solo il bilancio consuntivo che tra l'altro nel suo complesso dà, a differenza dell'ultima volta, un utile di 10.000 euro. È evidente che dai dati impietosi che ha esposto l'assessore in maniera puntuale bisogna cambiare passo. L'individuazione dell'area, io lo posso dire insomma in questo Consiglio Comunale, non so se l'avevo fatto nel precedente, non ho riscontrato, è che l'idea insomma di realizzare la casa di riposo nuova a Stralci, perché il progetto è un progetto ambizioso che prevede non solo la realizzazione della RSA, ma di tutta una serie di strutture affiancate da rendere veramente un centro servizi. Sì, diciamo che siamo addirittura d'arrivo, perché poi il vero tema sarà capire che tipo di operazione fare, capire anche che ragionamento va fatto in termini di collaborazione, perché è evidente che necessiterà una collaborazione con un privato, che sia l'OIC piuttosto che qualcun altro. L'esperienza fatta dalle amministrazioni comunali nella gestione e nel controllo diretto è evidente che porta ad una gestione, sarebbe ingiusto dire artigianale, però sicuramente non specifica, tenuto conto che la Domoschetta oggi è una multiservizi, questa è la verità, e tenuto conto che c'è forse una novità su questo bilancio, anzi su quello presentato in tutti gli anni precedenti, che una volta si presentava diciamo così, un risultato sommario di quello che era il risultato di gestione. Oggi, almeno negli ultimi anni, per centri di costo, noi sappiamo quali sono i servizi in attivo e i servizi in negativo. Una volta, se vogliamo dire, nella precedente tornata amministrativa, era come dire vado a fare la spesa e arrivo al carrello con la speranza di riuscire ad avere i contanti per poter pagare. Oggi sappiamo che se vado a prendere la carne, tanto per fare un'analogia, no, rispetto alla spesa,
Se vado a prendere la carne spendo tot, la frutta e la verdura spendo tot, e così per tutti i settori alimentari. Ecco. Sommariamente avremmo potuto dire siamo stati bravi, abbiamo portato un bilancio in positivo di 10.000 euro. No, io credo che la situazione non sia di molto migliorata rispetto ed introduco insomma sulla discussione rispetto all'anno precedente. È migliorata nella parte in cui il risultato dell'azienda in questo momento non è negativo. Però ecco, dobbiamo tener conto che al di là degli aumenti che ci sono stati, e se uno legge i giornali di questi giorni ma anche dell'anno scorso, l'aumento ormai è diffusissimo. Quest'anno naturalmente la Domoschetta non ha fatto aumenti, non ha idea di fare aumenti sulle rette, però il tema è questo. Ormai il grosso delle strutture, tenuto conto il rapporto, e se la Regione, io ne parlavo anche ad un incontro che abbiamo fatto insieme con un consigliere delegato e l'altro giorno anche con l'assessore Bon, se la Regione non ha il coraggio di mettere l'addizionale regionale all'IRPEF, di aumentarla, è evidente che il bilancio della Regione è un bilancio ingessato. Allora, ed è altrettanto evidente che a colpi di tagli sulle impegnative da parte della Regione, perché questa è la verità, quest'anno saranno altri 150-190 mila euro di taglio. Cioè vuol dire che la Regione non è più in grado, con il bilancio che attualmente ha, di farsi carico di gestire i servizi di accoglienza, i servizi per i più fragili, per i più deboli, compreso il servizio, voglio dire, dell'assistenza sociale nel vero senso della parola, non è più in grado di farlo, per cui se non vengono garantiti almeno i servizi minimi, si corre il rischio che veramente qualche comune, anche tenuto conto delle ultime sentenze dei tribunali che attribuiscono dove le famiglie non sono in grado di farsi carico della retta, la competenza a pagare le rette stesse ai comuni. Allora io non oso immaginare comuni dell'entroterra di 2, 3, 4, 5 mila abitanti, le cui leve sul bilancio sappiamo quali sono. Ecco, noi abbiamo l'imposta di soggiorno, abbiamo l'IMU, non sono quelle naturalmente dei comuni rivieraschi. E guarda caso non sono moltissimi i comuni che gestiscono ancora, anche se in maniera indiretta, le RSA. Sono veramente ormai pochi. Caore, San Michele, il Tagliamento, ma per la stragrande maggioranza ormai le case di riposo sono gestite da enti terzi. Ecco, il Comune non vuole lasciare questo segmento perché ritiene che sia una parte importante. Io l'ho detto l'altra volta, dobbiamo tener conto che all'interno della struttura soggiornano anche diversi cittadini, perché le graduatorie sono graduatorie mandamentali della Regione che non sono residenti nel nostro Comune, e di conseguenza che scorrendo la graduatoria, e nel tempo potrebbero anche essere di più, chi lo sa, non lo sappiamo. Per cui credo che veramente siamo arrivati al dunque. C'è un peso che ci portiamo dietro, perché io anticipo un po' la riflessione che avrei fatto alla fine, perché non so quale sarà. A me piacciono i numeri, no? Ho cercato di rivederli, e siccome nell'ultimo bilancio qualcuno ci chiese sapete che cosa state facendo, altro che sappiamo che cosa stiamo facendo, altro che nella parte in cui ho preso i 5 anni, no? 5 anni di amministrazione precedente e 5 anni di questa amministrazione. Nonostante la perdita di 660.000 euro, se faccio un conto, nei 5 anni precedenti, cioè dal 2016 al 2020, ci sono stati 228.000 euro di perdita complessiva. Questa amministrazione, nel periodo che va dal 2021, parlo dei bilanci approvati al 2025, sono 635.000 complessivamente. Se noi togliessimo ai 635 i 205.890, che è l'importo di perdita legato strettamente a quel progetto, era anacronistico quando lo si è pensato. Progetto, voglio dire, morto prima ancora di nascere. Ecco, per quel progetto, se noi togliessimo i 205.000 euro da questa perdita, dai 635, e li attribuissimo alla gestione che effettivamente quella perdita l'ha generata, al di là di chi la mette a bilancio, beh, insomma, siccome ci è stato chiesto, ma sapete cosa state facendo, la perdita sarebbe di 434 per i 5 anni precedenti e di 429 per questi 5 anni. E allora mi verrebbe da chiedere a chi quella domanda me l'ha fatta se loro sapevano che cosa stavano facendo. Dopodiché qualcuno sventolava questo volantino, al quale
io credo non meritasse risposta. Il sindaco sardo parla di una perdita di 1 milione a firma di... È una risposta, perché le risposte vanno date non nei bar, non con i volantini, vanno date nelle sedi istituzionali. Tra i meriti delle ristrutturazioni c'è anche, tra tutti i servizi, sono stati dotati di carta igienica e dispenser. Ecco, tra i grandi obiettivi che questo volantino rivendicava c'era anche la carta igienica nei bagni, no? Questo per dire che quando si fanno certe considerazioni bisogna essere un po' prudenti se si conoscono i numeri. Allora io credo che il sistema delle RSA, non a Caorle, in tutto il Veneto, sia un sistema che in questo momento sta crollando proprio per mancanza di risorse, che non per colpa della Regione. La Regione ha quelle leve, ma con quel bilancio quello può fare. È evidente che a quel punto bisogna, torno al ragionamento di prima, aver coraggio e dire quei soldi vanno impegnati, perché poi si pensa di tassare in maniera progressiva, tenuto conto che le fasce più deboli sono quelle che hanno redditi più bassi, che potrebbero anche essere esentate. Per cui, come dire, di far contribuire in maniera proporzionale a chi ha di più a sostenere un sistema che in questo momento è veramente in grossissima difficoltà. Proviamo ad immaginarci a tagli di impegnative di 100, 150 e 190 mila euro l'anno in 4-5 anni, non so dove arriveremo. Allora io credo che quella struttura sia da una parte obsoleta per il semplice fatto che non ha i numeri, ma lo è anche proprio come struttura. Come dicevo, abbiamo perso alcuni anni per capire se quel progetto poteva essere recuperato, ma come dicevo l'altra volta, stiamo pensando ad una ristrutturazione, non so se con gli ospiti dentro o meno, ma ad una ristrutturazione che avrebbe costato a posto letto circa dai 360 ai 430 mila euro, quando il costo medio di un posto letto di una struttura nuova è quello di 90-100 mila euro. Per cui una spesa che andava dai 5 ai 6 milioni per fare 14 posti in una struttura che sarebbe stata evidentemente angusta, senza spazi, cioè non adeguata a quella che è l'offerta un po' diffusa dappertutto. Ecco, il progetto che abbiamo pensato e che non dico che è quasi concluso, è quello di una struttura che sia evidentemente moderna, che possa avere un centro diurno, che possa avere anche una residenzialità. Ecco, io credo che ci siamo, credo che questa amministrazione prima della fine del suo mandato possa approvare definitivamente quel progetto e dare avvio, salvo il fatto che sarà secondo me altrettanto strategico trovare un partenariato, trovare evidentemente una forma di collaborazione, perché diversamente io credo che moltissime strutture, ma molti bilanci anche dei comuni dell'entroterra saranno veramente messi in difficoltà. Ecco, questo è lo stato dell'arte. Abbiamo fornito una situazione trasparente, sappiamo altro che cosa abbiamo fatto, sappiamo da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Ho anche detto il motivo per cui oggi non viene il bilancio di previsione, in questi giorni verrà evidentemente nel prossimo Consiglio. C'è un bilancio consuntivo di un'azienda che è una multiservizio, non dovrebbe anche questo essere così, non dovrebbe, però insomma c'è, e che ci permette di presentare il bilancio complessivo dell'istituzione, però così come è stato spiegato ed evidenziato dall'assessore, con il risultato positivo di 10.000 euro. Se ci sono altre richieste, altri interventi, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo il parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Approvata. Passiamo al punto numero 4. Variazione al documento unico di programmazione 2026-2028, sezione programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Relaziona l'assessore Montisano. Grazie Presidente. Con delibera giuntale numero 61 del 19 marzo 2026, questo ente ha aderito al bando regionale per il sostegno alla transizione digitale degli enti locali in forma associata, che prevede un contributo regionale pari al 100% della spesa ammissibile, senza oneri finanziari a carico dei bilanci comunali.
Il Comune di Caorle ha proceduto ad aggregarsi con i comuni di Noale, Marcon, Camponogara, San Stino di Livenza, Cinto Cammaggiore, Gruaro, Teglio Veneto e Fossalta di Portogruaro. Come indicato dal regolamento del bando, che prevede l'obbligatorietà per i comuni di parteciparvi in forma associata, il nostro comune è anche capofila del progetto. Come capofila del progetto, Caorle ha coordinato la redazione del progetto denominato Ecosistema Digitale Veneto-Veneziana, finalizzato a 2 progettualità. La prima, azione 1.2.1 Veneto Data Platform, e la seconda, azione 1.2.2 Pubblica Amministrazione Digitale. Si procede quindi ad apportare le variazioni di bilancio sia in spesa a conto capitale che in entrata per euro 167.701,86 relativamente al progetto Ecosistema Digitale Veneto azione 1.2.1 e per euro 359.425,98 relativamente al progetto Ecosistema Digitale Veneto azione 1.2.2. Questo al fine di recepire in bilancio le progettualità relative alla partecipazione al bando. Inoltre, con questa delibera si rende necessario aggiornare la programmazione triennale degli acquisti di servizi, di beni e servizi, inserendo nell'anno 2026 euro 167.701,86 per l'azione 1.2.1 ed euro 359.425,98 per l'azione 1.2.2. Con l'occasione di questa delibera, che è l'ultima di oggi, io avrei piacere di ringraziare Marco Marchesan della Fondazione e Luigi Cattellam dell'Ufficio Sistemi Informativi per la progettualità del nuovo sistema video audio del centro civico, sala sia questa che quella al piano terra, e di ringraziare anche per il lavoro Elisa Padovese dell'Economato che molto minuziosamente ha proceduto all'acquisto in MEPA di tutti i componenti necessari a realizzare questo intervento che aveva una certa urgenza perché legato a un bando PNRR, quindi con scadenze molto strette, e quindi hanno fatto veramente un gran lavoro per rendere possibile questa modernizzazione nei tempi previsti. Grazie. Se ci sono interventi o richieste di chiarimento su quest'ultimo punto, procediamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente, voto favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Grazie, voto favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Approvata all'unanimità. Grazie a tutti e vi auguro buona giornata e vi ringrazio per la presenza in quest'ora inconsueta. Buona giornata a tutti.